Allora, con Gianluca Caruso ospitavate la formazione, avete tutti più in forma del campionato e ne avete interrotto la marcia, un punto che vale doppio data la difficoltà della partita. Sì, questa sera è una partita per noi fondamentale dopo la sconfitta contro i primi della classe. Giocavamo contro un'altra grande squadra che sicuramente sarà protagonista ai playoff. Dovevamo dare un segnale per non fermare la nostra striscia positiva e penso che, anche se pur soffrendo, perché dai, l'età e la differenza sono tante. Abbiamo dato il nostro, abbiamo dimostrato che ci siamo e è un punto come noi. Sono convinto che alla conta finale farà la differenza a questo punto. Contro l'Aner in bikini all'andata cominciò un po' ci fu quel cambio di marcia in una partita che vi vide uscire sconfitti ma con una grandissima prestazione che vi ha portato a risalire la china sino a uscire dall'ultima posizione in classifica. Un bilancio a un girone di differenza e a questo punto quanto credete nella salvezza senza play-out? Beh, diciamo che, come detto giustamente, sono passati ormai 3 mesi dalla nostra risalita. È una risalita fatta dal gruppo, una risalita fatta dallo spirito, da persone che ci hanno creduto fino all'ultimo, da un presidente Luciano sempre attento nei particolari, dal Puma, il mister. Ripeto, una risalita che per noi sono convinto che se continuiamo così, anche perché non possiamo mai mollare, saremo protagonisti per una salvezza. Poi dopo è sempre il campo che parla. Noi l'importante è che ogni partita dove ci presenteremo daremo il massimo come questa sera. Dopo aver sfiorato l'impresa sul campo del football elite, aver dimostrato una grandissima solidità difensiva, darsi anche un grandissimo scarsella questa sera, a questo punto contro il Cottini, partita interessante, difficile, ma che fa meno paura ovviamente perché avete più consapevolezza dei vostri mezzi. Noi partiamo per ogni partita, il nostro detto è l'umiltà. L'umiltà che ci ha insegnato Max Tonetto, l'umiltà che ci ha insegnato Simone Perrotta, e con questi personaggi noi possiamo veramente sfidare chiunque, perché scenderemo in campo rispettando l'avversario che sta comunque davanti a noi, ma con quel pizzico in più che penso che sia proprio il gioco di squadra. Quindi sono convinto che col Cottini dimostreremo di essere ancora vivi come lo siamo sempre stati. Con uno scarsella così poi non si prende mai gol. L'unico dispiacere di Cristian è che vive da 4-5 anni in una squadra che diciamo che lui potrebbe tranquillamente combattere per il miglior portiere e in una squadra che potrebbe vincere il campionato, ma come dicevo noi siamo un gruppo di amici e lui ha sposato la causa come anche tanti altri professionisti. Cristian è un portiere da 15-18 punti al campionato, quindi basta l'immagine, ne parlo da solo.